Ottava giornata del campionato Primavera 4 Girone A. Al centro sportivo Giacinto Facchetti di Trezzano Rosa si affrontano la Giana Erminio e la Virtus Verona. Dirige l'incontro il signor Labrodoro, coadiuvato dai signori Bogni e Scardino. La Giana Erminio parte forte e al terzo si rende pericolosa con Pirotta. Zamboni devia in angolo. Al sesto, da azione di corner, il vantaggio della Giana Erminio. Francolini rompe in aria e di piatto mette la palla in rete, 1-0. La Virtus prova la reazione con conclusioni di Oni, Ciontos e Ambrosi, ma la difesa salva la propria porta. Ancora Pirotta ci prova da fuori area, conclusione al lato. La Virtus va alla conclusione prima con Ciontos e poi con Oni. Da azione di fallo laterale, Turrisi con un colpo di tacco costringe Zamboni ad un colpo di reni. Leuci fa filtrare in aria per Ciontos, che conclude fuori dallo specchio della porta. La Giana Erminio si rende pericolosa con un'azione insistita di Di Vito. Torrini prova la deviazione ma senza successo. 2 minuti dopo la Virtus raggiunge il pareggio. Crestani mette al centro dal fondo e Oni piazza la palla in rete, 1-1. Insiste la Virtus Verona. Leuci lancia Crestani che scavalca Fumagalli in uscita. Francolini di testa intercetta la sfera. Ancora Virtus Verona. La conclusione di Sbampato finisce fuori. Poi è Crestani a tentare la conclusione che termina alta sulla traversa. Il secondo tempo riprende con la conclusione di Sacomani, parata da Fumagalli. Angolo di Leuci, Sbampato per Fabian che tira, Fumagalli devia in angolo. Corner della Giana Erminio, azione confusa in area e conclusione di Cassaghi al lato. Turrisi prova a sorprendere Zamboni da lontano, la sfera termina al lato. Azione manovrata della Virtus Verona. Filippi serve Crestani che crossa per Ambrosi, conclusione alta, ma l'arbitro fischia il fuorigioco. La Giana Erminio prova il forcing, Di Vito si libera in aria e crossa, Mbaye non arriva in tempo per il tap-in. Turrisi ci prova dalla distanza ma senza successo. Mbaye si lancia in contropiede, conclusione dal limite dell'area che termina al lato. Replica la Virtus, Ionita si lancia in avanti, ma la sua conclusione è preda di Fumagalli. Filippi ci prova dalla lunga distanza. Leuci allarga per Ionita, che controlla di destro e conclude alto di sinistro. Angolo di Leuci. Filippi prima finta e poi tira. Lenzi respinge. Al 39esimo la Giana si riporta in vantaggio. Ghirardelli punta e supera l'avversario. Il suo cross raggiunge Merlo che di piatto segna, 2-1. Fumagalli lungo in avanti. Merlo per Zaccaria che calcia al lato. Punizione a metà campo di Francolini, Mbaye per Ghirardelli che viene contrastato da Zamboni in uscita. La gara sembra chiudersi senza ulteriori episodi, ma non è così. Fabian allarga per Chaban che entra in area e dopo essere passato tra due avversari mette la palla sotto l'incrocio dei pali e pareggia, 2-2.
C'è ancora il tempo per 2 azioni. Ghirardelli si infila in aria e serve Mbaye che calcia di poco al lato. Poi sul ribaltamento di fronte Ionita manda fuori. Ma non è tutto, il direttore di gara estrae il rosso per Ciontos e Turrisi. Ed ora ascoltiamo le parole dei mister. Mister, la partita si è conclusa con un risultato di pareggio 2-2, è stata una partita intensa, anche il risultato rispecchia un po' l'andamento della gara, a fasi alterne, a volte voi, a volte loro, però il risultato forse è quello giusto. Sì, diciamo che nei 95 minuti il risultato alla fine è corretto. Noi incontravamo una squadra che sapevamo essere forte, li avevo anche visti giocare e ce l'abbiamo messa tutta per fare il risultato. Siamo stati in gara sempre, siamo passati in vantaggio, siamo stati recuperati, eravamo tornati in vantaggio, a quel punto dico la verità, ci credevamo perché i minuti passavano e comunque riuscivamo a mantenere il nostro vantaggio. Abbiamo preso un po' un gol da polli, però alla fine ci sta. Il calcio è questo, un pareggio va bene comunque. Infatti anche i cambi che lei ha fatto sono stati quelli giusti, hanno portato vivacità anche alla squadra. Sì, perché noi abbiamo i 2 attaccanti che hanno iniziato, sono 2 attaccanti di peso, ma a un certo punto, visto che iniziavano a essere stanchi, ho messo un attaccante fisico che potesse tenere sulla palla e l'altro che poteva scappare in porta, infatti poi alla fine è scappato, ha fatto gol e a quel punto lì ci siamo messi sotto palla cercando di portare a casa la partita e non ci siamo riusciti, vabbè, pazienza. Sì, però comunque questo è un campionato anche abbastanza equilibrato, ci sono squadre che stanno crescendo molto e quello è anche il senso del settore giovanile, quello di far crescere i ragazzi. Certo, sì, infatti vedo anche i risultati che a volte un po' mi lasciano un po' perplesso perché magari uno si fa un'idea, invece non è quella e quindi ogni sabato c'è da fare la partita, non ci sono campi tranquilli dove andare a giocare, bisogna andare e lottare perché sennò è difficile portare punti a casa, è un bel campionato alla fine. Grazie mister, in bocca al lupo per la prossima gara. Grazie a voi. Mister, una gara ripresa all'ultimo secondo in zona Cesarini, come si diceva una volta. La squadra ha comunque giocato, ha provato in molti modi, allargando sulle fasce, giocando la palla a terra, però insomma qualche contropiede vi punisce sempre. Sì, diciamo che quando sei una squadra che vuole giocare metti sul piatto della bilancia che qualche ripartenza avversaria si possa subire. Il progetto è quello di giocare a pallone e quando giochi a pallone sai che qualcosa lo puoi subire, quindi lo metti in preventivo, però loro poi sono ripartiti, hanno giocato tanti palloni sopra e tante squadre nel campionato lo fanno e quindi sappiamo che se si vuole giocare a pallone come facciamo noi qualcosa lo si concede. Ci sono state tante occasioni, un po' occasioni sprecate, è una condizione che non vi permette poi di raccogliere tutto il lavoro fatto. Sì, possiamo essere più precisi, dobbiamo continuare a lavorare su questo, però hai detto bene tu, tante situazioni offensive vuol dire che siamo lì tante volte, vuol dire che la palla ce l'abbiamo noi e quindi dobbiamo portare più attenzione, dobbiamo migliorare su quello che è la fase difensiva, sul fatto che poi tante squadre recuperata palla la giocano subito sopra, dobbiamo migliorare su questo aspetto più che sul possesso palla dove lì stiamo lavorando bene e stiamo facendo bene. C'è stato un infortunio, come sta il ragazzo? Adesso vediamo un po', valutiamo e poi cerchiamo di capire come sta. D'accordo, in bocca al lupo per la prossima gara. Crepi, grazie. Risultato finale: Gian Erminio 2, Virtus Verona 2.